canzone si canta quando siamo in compagnia, mette nel cuore un tocco di magia. Chissà se la cantassimo un po' tutti, grandi, piccini, vecchi, belli e brutti. La vita in fin dei conti è una canzone, le strofe, il ritornello e il tormentone. Baci d'amore, stelle nel cielo, senti il calore, mille voci nel cuore. Baci d'amore, boccuccia socchiusa, arcobaleni e mille cuori sereni. Luna di maggio, dai forza, coraggio, l'estate che arriva, si balla in villaggio. Baci d'amore, che sanno di sale, sole che scotta e ti prendi una cotta. Oh, oh, baci, baci, mille voci. Oh, oh, baci, baci. Che bella questa nota d'allegria, ci fa sentire tutti in sintonia. La rondine, il balcone, il vino buono, nessuno deve stare sottotono. Nel mondo c'è chi scende e c'è chi sale, ma l'importante è prendere le scale. Ma adesso ferma il treno alla stazione, cantiamo in coro, questa è la canzone. Oh, oh, baci, baci, mille voci. Oh, oh, baci d'amore, mille voci nel cuore. Ormai è diventato un successo questa nuova sigla, Gianni? Bellissima, baci d'amore. Mille voci nel cuore. E siamo 2013. 2013, siamo in quel di Aprilia nella discoteca Satyricon. Ringraziamo il nostro regista, patron di Mille Voci, Gianni Turco. Ci sei? Evviva! Io prendo la scaletta. Prendi la scaletta. non Prendiamo ti la far male. scaletta perché c'è un parterre di ospiti non indifferenti. Salutiamo Calì, il pianista Il nostro. nostro Calì. Grande, Vestito da pinguino. grande orchestra, Grande un'orchestra lui. Lui è un pianista con un'orchestra dietro invisibile, ma esiste in realtà. Tanti Siamo- ospiti. Siamo alla puntata numero 7. Allora, Uè. Gianni Nazzaro è già qui. Gianni Nazzaro è qua. Stefania Cento ci sei. Ah, io ci sono qua, Gianni Drudi c'è. Larry Vett! È arrivato Larry Vett! Arriva! Viva in Roma! Dopo i Romans arriva Antonello Rondi. Giovanna! Il nostro amico Riccardo Antonelli. Artibano! E dopo Artivano arriva Lorenza Bettarelli. Daniela Pittini! Antonio Gallidano. Alen DJ! Nicoletta Ferrara. Siamo qua, siamo tutti. Antonello Rondi! Abbiamo già Chiamato. Antonello è già arrivato, guarda, arrivato. Napoli in Grazie, persona. Allora, questa è la scaletta piena di Io, guarda, emozioni, io- piena di canzoni. Piena di canzoni, ma io ribadisco che questo brano, questa nuova sigla a Calì piace veramente tanto. Calì piace molto. Perché quando attacca non finisce più. Gli piace proprio assai, sì, è vero. Adesso stiate qua perché c'è un nuovo amico di Mille Voci, sempre prodotto dal signore qua a fianco a me. Questo signore fa il produttore. Sì, mamma mia, ne vuol fare tante. Fa Bene. bene il cantante, bene il produttore, Bene. il discografico, l'editore. spendo. Spende, investe, anche in crisi. Mi hanno investito. L'hanno investito. Che altro? Allora, il nuovo, lo chiamiamo? Sì, certo. Lo chiamiamo subito. Alan DJ, dove sei? Oh, yeah! Vieni! Eccolo qua. Insieme a Cristina Iurca, perché è la Cristina. vocalist, venite in mezzo ragazzi, il Io- microfono per... il tuo produttore, Qua, perché lui è il vieni, tuo tesoro, editore vieni. in questo. È vero, io ormai ho una conoscenza del Prendi il mondo microfono, editoriale, per favore. discografico non indifferente. Allora, il tuo produttore mi ha mandato il tuo curriculum, per cui almeno la presentazione va fatta. Massari mi ha detto che tu sei
In arte ti chiami Ellen Marchetti, giusto? Esatto. In arte Ellen DJ, un DJ producer di Berra, per chi non lo sapesse Berra, casa mia, provincia di Ferrara, no? Provincia di Ferrara. Esatto. Tra i più conosciuti DJ emergenti della Latin House, Made in Italy, Ellen ha già prodotto diversi singoli e compare in alcuni brani anche nella nuova compilation, e anche qui ci sta, DJ House, che GD House, Gianni Drucchi House, perché specifichiamo. Ma questo lo sappiamo. Raccontaci, questo sai, l'ho scritto, raccontaci le tue canzone. esperienze più importanti e la canzone che presenterai oggi. Guarda, io proprio al volo, sono nato come percussionista, batterista, studiando la musica, proprio da come è nata. Poi seguendo ho iniziato a fare il DJ, il disc jockey, e cominciamo, facendo io e Cristina, abbiamo fatto questa collaborazione con, insieme a Gianni Drudi e Stefano Massari, un brano che si chiama Felices, dove io ho creato comunque la parte musicale, Stefano Massari ci ha dato un grande aiuto, Gianni Drudi è il nostro produttore e Cristina la voce principale. Hai capito, Cristina? Bravi. Allora io vedo, la abbiamo canzone. visto dietro, avete visto questo? È praticamente il tuo strumento basilare, no? Esatto. Avvicinati. È la console, la tua console. del Ma il DJ. percussionista, come avevamo detto, e le ballerine non... Allora, sì, infatti adesso per l'esibizione occorrerà io mi ero alle preoccupato percussioni perché- il Vabbè. grande Larry Ved Vieni, Larry. e le due ballerine. È proprio una cosa alla grande certo, qua. Qua, alla grande, alla grande. Prego. Ti lasciamo il palco, fai tutti Grazie. i presenti, Fate voi. fai tutto, Io guarda. presento, Sì, fai tutto tu. Alen, dai. Ale, via. Put up your hand in the air. This is street music. DJ, give them something nasty. Check it out. Something smooth and hard. Crap it. Crap it. Mix it. Remix it. Don't stop. Keep dancing. Move to the beat. Dance all night. People, it's time to party. It's time to feel the music. A veces felices y nuevos, a veces felices y nuevos, a veces felices y nuevos, a veces felices y nuevos. Put up your hand in the air. This is street music. DJ, give them something nasty. Check it out. Something smooth and hard. Crap it. Crap it. Mix it. Remix it. Don't stop. Keep dancing. Move to the beat. Dance all night. People, it's time to party. It's time to feel the music. A veces felices y nuevos, a veces felices y nuevos, a veces felices
ragazzi, venite. Alan DJ, Larry Bed, Cristina, le ragazze che bravi. La nostra immagine ufficiale. I nostri colori. Guardate molto che colori. carino. Poi è trascinante questa musica. Molto Latin house, diciamo, un po' così, ma volgare. la musica è bella perché è varia, no? È divertente. Tu hai uno swing addosso, Larry. Ce l'ha lo swing, ce l'ha. Si tornate a trovare? Certo, Promesso? Promesso. Vai, grazie, bravissimi. ciao a tutti, Larry, grazie. Cristina, Alan DJ e le ballerine. Grande Giannone! Allora, stai qua che insieme chiamiamo il grande animatore delle spiagge di Riccione. Signori, arriva Larry Bed! Ballando con le sue... Vai. Da loro il Sì, microfono è grande, Larry. Mi piace il tuo cappellino là, tutto, Dove l'hai comprato? Dagli il microfono. Ecco il microfono. No, questo lo trovi in spiaggia. In Ci spiaggia, sono un sacco di sì. comprare le vendono. Li trovi. Allora la canzone di oggi è sempre in questa compilation, Mare Music Compilation, tutti i brani ballabili per l'estate insieme alle tue Trottoline, le trottoline. La canzone come si intitola? La cozza. Sulla È spiaggia trovi la cozza. Abbiamo un contributo video addirittura che tu fai il cameriere. Sì, no, servo le cozze perché mica posso campare facendo l'animatore. Certo, un po' male. E chi non beve con me, cozza lo colga. Esatto. Allora, contributo video, Larry Bed insieme alle trottoline, la cozza. Una cozza e vongole al 12. 3 cozze alla tarantina al tavolo dell'assessore. 2 spaghetti alle cozze al 69. Quel frutto marino che piace perfino a un bambino, è nera poi nera che nera, la pesca allo scoglio di sera, la cozza è mollusco più nero, e il mantello di Calimero, la cozza è come mia zia, le brota ma in compagnia, cozza aperta, cozza chiusa, coi spaghetti lei si usa, cozza cotta, cozza cruda, lei viene dalle Bermuda, cozza aperta, cozza chiusa. Mille cozze che prendono il sole, sotto il sole ci stanno per ore, forse a molti non sembrerà vero, ma di cozze ce n'è un mondo intero. Cozza aperta, cozza chiusa, coi spaghetti lei si usa, cozza cotta, cozza cruda, lei viene dalle Bermuda, cozza aperta, cozza chiusa, coi spaghetti lei si sposa, cozza cotta, cozza cruda, e tu sei la mia rosa.
E la più bella cozza sei tu. Ah, grazie! No, le cozze sono tutte belle. Larry, sei troppo divertente. Ma sì, ci divertiamo. Raccontami un po' della Cosa stagione. vuoi fare a 40 anni? Non puoi mica iniziare a lavorare, devi Ma non ne hai divertirti. 40, ne hai 25. Raccontami come sta andando l'estate 2013 in Romagna, dai. L'estate fatica a partire, ma noi ce la mettiamo tutta, noi vi aspettiamo, ci prepariamo e cerchiamo di rallegrare questa crisi che c'è, ma da noi... Ma la Romagna non ma c'è da noi la crisi, ma smettiamola. Da noi non c'è crisi. Non esiste crisi Non per la c'è Romagna. Se volete divertirvi Vedete? con Larry, con Gianni Drudi, con tutti, andate in Romagna. Esatto. Datemi retta. Che sta succedendo? Sento un mormorio nelle quinte. Sento un mormorio. Che sta succedendo? Una ragazza che si mette al pianoforte? Sì. Ma Vai. Ma che sta succedendo, Larry? sai. Ma che fanno i romance qua? Scusatemi, scusate. Cosa succede? Ah, no, vado a vedere. Scusatemi. Salutiamo Larry e tutta la compagnia. Ma voi che fate qua? Tu mi piaci. Oh no, cara, sta sempre così, mia, col musetto pulito, col buon nome Stefi. Ma amore mio, ma che sta succedendo Non qua? lo so, È una piacevole sorpresa. Nome Stefi. I romance che hanno fatto un'estemporanea. Datemi un microfono, trovami un microfono, Gianni. Da voi che siete Ma della questo produzione, non che spazzatelo come un brano vostro, perché non è un brano vostro. Questo è un brano di... Aspetta che vi do il microfono. Gianni, spariti i microfoni. sono tutti spariti i microfoni. Larry, Guardate, dove stanno? magari parlate in quello di Calì. Questo stavo dicendo che è un brano del grandissimo Del grandissimo Modugno. Ma voi che ci azzeccate con questo brano? Che ci azzecchiamo noi? Ci C'hai il azzecchiamo microfono. che il grande Paolo Sorrentino, regista, nel suo prossimo film, La grande bellezza, ha voluto che noi eseguissimo e cantassimo. Ma questa veramente? canzone. Allora Sì, qui sì. ci vuole l'applauso, Sì, sì. Qui ci vuole l'applauso. Bella questa sorpresina qua, Raggiungetemi al centro del palco, raggiungetemi qua ragazzi, perché adesso andiamo a fare un brano veramente vostro. Vostro, nel senso, proprio romance. Prendi il microfono. E tu The sembri... original Sì, romance. però, sì. È un brano che esula un pochino dal nostro stile, diciamo, melodico pop, anche se, insomma, se seguiamo sempre il nostro filone. È un brano che abbiamo pensato di dedicare ai ragazzi di oggi, i ragazzi che stentano a trovare lavoro, che si laureano e poi devono andare all'estero Certo. per lavorare, insomma tanti sacrifici, tante cose, ecco. I tempi in cui viviamo sono veramente duri, ma specie per i ragazzi. Quindi questo, diciamo, è un messaggio che noi È un adulti, messaggio di speranza. Molto contemporaneo. Certo. e noi adulti dobbiamo dare loro l'esempio e dobbiamo aiutarli a superare questo Ad avere ancora questo fiducia nel Superare prossimo. questo momento, certo, e anche attraverso la musica questo si può fare. Soprattutto, Si può fare. perché io sono convinta di una cosa, Anche sembra una quelli un po' frase più grandi, fatta. ovvio. Gianni, io sembra una frase fatta. Io sono convinta che un paese in crisi è un paese in crisi. Un paese senza musica e senza cultura è un paese morto. Certo. ma è così, è così. Per cui manteniamo viva la cultura e la musica. Tu hai bisogno di un nasta? Hai bisogno di qualcosa? Sì, Daniele, no. Niente? Andate, possiamo Ecco, sì. presentarvi? Sì, diciamo che più che altro abbiamo curato il testo di questa importantissimo. canzone, che è importante, quindi insomma, speriamo che chi l'ascolta lo apprezza. Insomma. Lo apprezzerà sicuramente. Molti giovani che l'hanno ascoltato si sono commossi addirittura, proprio perché parlava del loro stato. Quindi, Ti ascoltiamo, vi ascoltiamo molto intenti con Ragazzi Soli. I romance. I romance.
contro il vento, delusi e senza i sogni dell'età. Ragazzi soli e persi nel loro futuro, ragazzi nei guai, ragazzi dal cuore grande che spalano fango e danno speranze a chi non ce la fa più. Ragazzi soli come le vele senza il vento in alto mare, ragazzi messi al muro dall'indifferenza, ragazzi uniti da Facebook, a volte impulsivi, col viso senza più sorrisi, con un profilo virtuale, così va via la realtà. Ragazzi soli in cerca di un'anima, stanno arrivando in fondo ad un vicolo. Dobbiamo fare come i vecchi hanno fatto per noi, guardarci dentro, cambiare strada in fretta e poi andare avanti a testa alta insieme a loro. Ragazzi laureati fuori dall'Italia, apprezzati, e come non capirli se sono indignati. Ragazzi parcheggiati nel buio da troppe promesse mancate, stretti nello stesso disagio a inseguire qua e là la fortuna. Ragazzi sempre in disparte, inascoltati ma decisi, che danno il fuoco alle idee, così la notte va via, va via. Ragazzi soli in mezzo ad un vicolo, bisogna fare presto perché ora tocca a noi, se non vogliamo che ci venga poi detto così. Cari signori, la colpa ce l'avete voi, la colpa ce l'avete voi, certo signori, la colpa ce l'avete voi. Molto bella questa canzone, veramente, veramente. I nuovi Roma. Claudio, ma tu sei sempre il solito. riprendi un quando ti microfono metti che a siamo senza scrivere, microfoni. Gli Ma che bella ammolli, che è. gli ammolli. Voi siete sempre È bello, belli, è bello grintosi, sto pezzo. allegri. Avete ancora fiducia e voglia di fare questo mestiere, questo lo trasmettete. Sì, io dalla nascita faccio. Aspetta che arrivi il microfono, eccolo qua. Microfono, te Diciamo che Riccardo. questa canzone l'abbiamo scritta insieme a Mario De Martini, che adesso non c'è più, e la dedichiamo a lui. Un applauso. Dedicata a Mario. Rimanete con noi? Sì, sì, con piacere, con piacere. Poi Complimenti ragazzi, veramente bello sto pezzo. Veramente I Romance. Ciao E ragazzi. adesso andiamo a Napoli, arriva lui, Antonello Rondi. Vieni Antonello, guarda che eleganza. La voce di Napoli. Guarda là, va. Guarda qua ragazzi, vieni La Antonello. cravatta di Marinella, ti vedi? È di Marinella questa cravatta? È a tua, no, non è di... No, è sua, è sua.
È la mia, l'ha comprata vicino alla bancaria. Dicevo Marinella perché Marinella tutti sanno. No, me l'hanno regalata. Tutti sanno che la più bella cravatta. Certamente, esatto, le cravatte di Marinella. di Marinella vengono da tutto il mondo. Da tutto il mondo. E Sì. sono È anche ancora lunga esportate. sta cosa della cravatta, raga. No, ce la siamo preparata pure questa. No. Ah, però. Sto pazziando. L'hanno studiata nel camerino. Sto scherzando. Tradotto. Cosa ci canta? Fantasia! È fantasia, una canzone che ho scritto tanti anni fa, parole e musica. Tua? Tua? Sì, una canzone molto... No, stai Di scherzando, fantasia, Antonello? No, l'ho scritta Sul io, serio, è sul una delle serio? prime canzoni che ho scritto. Non sapevo che tu tanti anni scrivessi. fa è anche andata molto bene. È stata tradotta pure in spagnolo, in Argentina, Sud America. Cioè. Bene, è andata bene sul È mercato fantasia. sudamericano. È Ispanico, fantasia. è fantasia. Questa sera Antonella però- Rondi. Stasera però in italiano. Napoletano. Napoletano. È fantasia, Antonello Rondi. Quando i ricordi tornano ogni sera, io mi ricordo che non è già mia, e ci pazziamo questo cuore mio, sapendo che potevo far morire, e non mi scordano che sono stati io, oggi lontana per mi scordare ma torna sempre questa malattia, pure in te suona tu pazia con me, ma perché quando mi viene il sonno non mi stringe la mano e me la buccia con una parola e bene, tanto sta vita mia è fantasia. C'è scritto una lettera stasera, pure sapessi tu che si cagna, se tu mi penso si sta imbracciando, si mi può bene tenere, dinta sta lettera c'è sta una rosa, ce l'ha c'è mi sapete fa capire che male e bene ma sono una cosa, che tu pensi più mi fai morire, ma perché quando mi viene il sonno non mi stringe la mano, dimmela una buccia con una parola e bene, quando sta vita mia è fantasia. Perché quando mi viene il sonno non mi stringe la mano, dimmela una buccia con una parola e bene, quando sta vita mia è fantasia. Grazie. Che bravo che sei, Antonello. È bella sta canzone, Antonello, che Proprio bella, bella. complimenti. Complimenti. Vero, bella. No, lui mi crede sempre che scherzo, invece io dico sono Perché, serio. perché voi napoletani I scherzate? napoletani sono scherzoni, sono burloni. Come il nostro regista, no? Lui come scherza. Gianni Turco scherza Sempre. Fa scherzi da E turco, se- lui fa degli Bacchetta. scherzi da turco. Fa gli scherzi da turco. Dove sei, turco? Dove sei già? Non da retta, se no poi smette a parlare non la finisce Non la più. finisce più, hai Ci ragione. leva tutto il video a noi. Che dobbiamo chiamare adesso? Dobbiamo
chiamare una grande amica, una grande cantante, Giovanna. Giovanna! Vai a prendere lo scabello, Posso dire una cosa? Quando io vengo qua a 1000 voci, sottolineiamo, Sì. carità, è sempre un piacere perché incontro degli amici. Gli amici. Incontro Stefania, con la quale lavoriamo spesso da limiti, certo. ma incontro Giovanni. E ora ho incontrato Antonello, Antonello Rondi, con il quale abbiamo fatto tante serate. Abbiamo passato, credo, 3-4 anni a andare sempre in giro per il sud e questo è bello. Poi c'è Antonello, Sì. Riccardo Antonelli, scusa. Però è facile modificarlo nome e cognome, perché se Antonelli può essere... canta sempre le canzoni che io scrivo apposta per lui, devo scriverne una per te adesso. Allora, però, io sento dire sempre, in Romagna si balla, in Toscana, io sono viareggina, tu lo sai, no? Certo. In Toscana ci si diverte anche, ma si fa tanta cultura, perché abbiamo la bussola, È vero. Io vi canto una canzone che ho avuto l'onore di ascoltare proprio alla bussola da Gilbert Bécaud e credo sia una delle più belle canzoni dei primi anni 60. Marie. La conosco, è meravigliosa. È meravigliosa. E allora, siccome è una canzone che io voglio dedicarti, perché tu sei un amante, scusa Stefania, ma figurati, lui è un amante delle belle canzoni e io le scelgo apposta per dedicarle a te e al nostro pubblico. Fenomenale. Giovanna Marie. Mi posso togliere la giacca? Certo. Ti aiuto io. Voilà mes carèmes, quand je serai libérée, lorsque j'aurai fini ma peine, que j'irai t'embrasser dans notre jardin d'Angleterre. Les roses ont du reflet. Si tu n'emportes à ma mère, ça me ferait bien plaisir. Marie, écris donc je travaille à la bibliothèque. Je m'invente du bon temps. J'ai pour amis tous les poètes. Baudelaire, Chateaubriand. Pour nous ici, quoi qu'on en pense, ils sont vraiment très gentils. On a du dessert le dimanche, poisson le vendredi.
toi l'ami carême. Il reviendra bien le temps où tu pourras dire je t'aime au 14 200. Quando si dice l'artista, no? Cioè non è un cantante, un cantautore, l'artista. Il mio sogno è poter cantare una canzone con te. Magari, ma stavo pensando la stessa cosa, abbiamo fatto flick e flock, facciamo flick e flock. Allora si conta fino a 3 e poi si fa 1, 2 e si dice o flick o flock al posto del 3, ok? Sì. 1, 2, flick! Hai detto flick? Yeah! Allora la nuova canzone che allora è fatta. La presenterete il prossimo anno a Mille Voci. Facciamo una cosa, Giovanni e io. Ciao Giovanni, grazie. Adesso arriva un altro amico, un amicone di Mille Voci, un grande artista, anche lui che va a cantare in tutto il mondo. Riccardo Antonelli! Riccardo Antonelli! Grande! Ciao Riccardo, ciao, ben arrivato. Bene. Come stai? Bene, direi bene. L'estate va bene, serate, tu canti in tutto il mondo, vai in Australia, in Fortunatamente non c'è problema. In America. Sì. Dove sei stato ultimamente? In Canada, in Venezuela e partirò poi per prossimo febbraio in Australia. Bella l'Australia. Complimenti. Hai citato il Venezuela. Che clima c'è? Perché io me lo ricordo, ho fatto delle cose anch'io lì. Che clima c'è adesso? Che aria si respira? A livello proprio sociale. Io sono stato poco prima del Chavez, della morte di Chavez, della dipartita di Chavez. Quindi insomma comunque è un po' così, insomma, adesso mi pare un pochino peggio. Però non è pericoloso andare in giro per strada, che ne so io, tipo ma sai, dipende mini bande che vengono e ti fanno dipende che posti frequenti, dipende da dove vai, dove ti portano, insomma, però insomma mi sembra tutto abbastanza controllato. Sì. In linea di massima, scusami, ti ho fatto questa domanda per una pura curiosità mia personale, chiedo scusa al pubblico. Bene. Ci sono delle curiosità che magari qualcuno certo, fa io che ricordo piacere. Come un paese che sorrideva, il Venezuela sorrideva. Certamente, è un popolo che ama, alla fine ama il divertimento, certo. Quindi come quelli di Riccione, insomma. Come quelli di Riccione. Ok. No, io poi nei miei dischi ho anche un arrangiatore venezuelano che si chiama José Horta, è proprio di venezuelano, proprio di Isola Margherita. Isola Margherita, si va con i piccoli aeroplanini. La canzone che canti? Che canzone canti? Concerto d'amore. Concerto d'amore, Antonelli. Guarda le rondini volano via, è l'alba e canta il mare, canta la sua canzone a chi si vuole bene. Tutta la notte ho ballato con te come se fossi la mia, mi puoi capire, devi sapere che voglio amarti così. Vieni con me, vieni andiamo incontro all'amore. Vieni con me, vieni se vuoi, c'è una strada per noi dove
amare te, inventerei la luna, ma quando il cielo è chiuso mi basta il tuo sorriso. Stringimi forte, più forte che puoi, se questo è quello che vuoi. La nostra strada, male che vada, a casa ci porterà. Vieni con me, vieni andiamo incontro all'amore. Vieni con me, vieni se vuoi, c'è una strada per noi dove il cielo non cambia colore. Sei tu per me, il concerto che nasce da un fiore, anche quando la pioggia cadrà. Allora vieni con me, ogni giorno per te, ogni giorno per me sarà solo un concerto d'amore. Vieni con me, vieni andiamo incontro all'amore. Vieni con me, vieni se vuoi, c'è una strada per noi dove il cielo non cambia colore. Vieni con me, vieni andiamo incontro all'amore. Vieni con me, ogni giorno per te, ogni giorno per me sarà solo un concerto d'amore. Grazie. Sei sempre bravissimo, Ricky. Ti ringrazio. Sempre bravissimo il mio Riccardo. Fatemi sentire. Grazie, a presto. No, adesso hai un compito. Dimmi. Visto che i miei due partners stanno chiacchierando, li presenti tu. Chi devo presentare? Me. A te? Ah sì. Ah beh, ho molto. Scusate molto regia, piacere. un attimo, siamo in diretta, il bello Con molto della piacere. diretta è Posso questo. sapere il brano che canti? Te lo dico in un erection. Io sì, lo farei molto volentieri. Non hai capito? Sì, no, dico, lo farei molto volentieri, certamente. Va bene. Allora, per tutti voi, Stefania 100 con Chiamami ancora amore. Prego. E per la barca che volante in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze, perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, continua a scrivere la vita tra il silenzio e il tuono. Difendi questa umanità anche restasse un solo uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle e non puoi togliermi le ali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che credevamo di avere perso, e sono come il sorriso di Dio in questo sputo d'universo. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore,
qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Continua a scrivere la vita tra il silenzio e il tuono. Difendi questa umanità anche restasse un solo uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, continua a scrivere la vita tra il silenzio e il tuono. Difendi questa umanità anche restasse un solo uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, perché noi siamo amore. Fantastica! Il mio Gianni. Una grande interpretazione del brano vincitore del Festival di Festival Sanremo. di Sanremo di 2 anni fa. Adesso arriva il nostro amico, il grande Giannone Nazzarone. Giannone Nazzarone, bellissimo. È scappata così. Giannone Nazzarone. Faccio io, Fai tu, fai il padrone di Dai, casa. che siamo in famiglia, su. Faccio io, Aspetta ti che allarghi però i piedi, abbiamo vai. i piedi qui, ecco. Mi sono ammusciati i piedi. Però devo dire la verità, tesori miei. Stai più staccata che deve fare il piano su di lui. Ma Te mi sì, devi- mamma mia. Ma il bello della diretta, non siamo in registrata, siamo No, in diretta. beh, siamo in diretta. Che stai combinando tu? Sto preparando. Sto preparando, vedi? Lo vedi qua? Sto preparando il microfono. Vi canterò no, canto una canzone per aiutare mio fratello, ve lo faccio Sì. per lui. Sì, perché già ne avete sentita una l'altra volta, non mi ricordo. Era molto Era bella. carina, Che carina. Sì, avete sì, apprezzato, Sì. comunque sa scrivere. E allora questa lui l'ha pure pubblicata, ci ha pure fatto, pensa, un festival di Sanremo nel 90. Ma tra chi i cantava? giovani. Lui? No, lui cantava lui. Ah, Ma dai. Solo ma come che si è chiama? rimasto Come si chiama? Maurizio Della Rosa all'epoca. Maurizio Della Rosa. All'epoca. Adesso ha ripreso di nuovo il Nazzaro. Maurizio Nazzaro. Il poverino fu tradito, pensa, dalla troppa tensione. E quindi quando capitano queste cose è un che guaio. ti si secca la lingua, no? Certo. Pensa gli vennero degli ascessi. dai. Quindi sbagliò il Ebbe veramente- testo. Cosa gli Ora, fa? tutto questo depose a sfavore certo. dell'interpretazione, anche se la canzone, se sentirete adesso io la canto come lui praticamente, è bella, è molto bella. Penso non arrivò per colpa dell'emozione, speriamo che... L'emozione non ha voce. Ci diamo una mano. Sai, come la canzone Il come si titolo? chiama? Per curiosità. Ah, per curiosità. Per Gianni curiosità. Nazzaro. Vai Gianni, non ti fare prendere dalle emozioni. Se io mi guardo così spesso allo specchio, non è per fare l'esteta, ma è per curiosità, ed il riflesso mi fa capire che il mondo, anche il mondo, è una provincia. E allora, per consolarmi un po', metto l'orecchio
sulla tua spina dorsale per sentire se suona come una colonna sonora d'amore. E in tutto questo i nostri umori che figura ci fanno, che posizione prenderanno? Saranno allegri come panni ad asciugare fuori, oppure tristi come i rumori di fondo, come i problemi del mondo. Sono i meccanismi della vita, ma non tutto funziona. Qualcosa si sfida e sono inganni ed ingiustizie lungo i nostri anni. E le paure di questi giorni ci toglieranno da tutti gli affanni. E allora, per consolarmi un po', metto l'orecchio sulla tua spina dorsale per sentire se suona come una colonna sonora d'amore. Che posizione prenderemo? Saremo allegri come panni ad asciugare fuori le paure di questi giorni, ci toglieranno da tutti gli affanni. Sono i meccanismi della vita, ma se tutto funziona, qualcuno ti invita, niente più inganni ed ingiustizie lungo i nostri anni. E le paure di questi giorni ci toglieranno da tutti gli affanni. Se io mi guardo troppo spesso allo specchio non è per fare l'esteta, ma è per curiosità. Proprio bella, ti sei commosso, Gianni? Che bella! Complimenti veramente a tuo fratello, vero ragazzi? Ma poi lui è un interprete, è un attore, cantante, sei tu. Sì. E poi la cosa che lo distingue è come tutti i grandi hanno, solo i grandi hanno questa prerogativa, l'umiltà. Ci si convive bene, poi è semplice, basta amare, uno umile ama, è automatico. No, perché sai, succede, detto fra noi. Figurati. Più piccini sono. Figurati. Arrivano i grandi. Ma non ne parliamo nemmeno. E adesso che c'è nello spettacolo? Nello spettacolo arriva dal Belgio con furore Artibano! Vieni Artibano, ciao. Bella questa maglia rosa. Che bellina questa maglia. Che bel non colore. Hai caldo? Non hai caldo? Ti serve Artibano lo sgabello? Ti serve lo sgabello? Ne vuoi fare uso? Vuoi anche l'asta? Ok. Allora, eccoci, l'asta, lo sgabello. Artibano, facci la spiegazione di questo brano. Questo brano tu parli bene francese. Lorsque je ferme les yeux. Nel momento in cui io chiudo gli occhi. Chacun de nous, on a un amour quand on était jeune et on va se baiser à quelque part quand on vieillit. Ognuno di noi ha un amore. Un bacio di calore piccolo. Un bacio di calore al bambino. Alla donna. E quando diventiamo vecchi. Voilà, scusa. E quand on se vieux, on pense à ce qu'on a fait quand on était jeune. Pensiamo a quello che abbiamo fatto, alle cose buone che abbiamo fatto quando eravamo giovani. Et cette chanson, je l'ai faite pour mon épouse. È fatta per la sua sposa, è 38 tenero. 38 ans de mariage. 38 anni di matrimonio, ragazzi. E cette chanson, questa canzone non era prevista. Io mi piace molto la tua canzone che sei fatta Questa adesso. di adesso, sì. E queste stiamo preparando quasi 50 minuti di musica sinfonica. E quello è l'ultimo sogno che vorrei realizzare. E questo pezzo non è previsto per cantare, è la musica dei film. E ho riuscito a fare parole e ho fatto la musica. Siamo fatte la musica, non siamo da solo. Tu che parli molto, leggi francese pure. Dimmi un po', che stai combinando. Dimmi un po' che vuol dire qui. Allora, aspetta, non ho gli occhiali, ma
Seul on ne peut que rêver. Soli on ne peut que rêver. Da solo non si può solamente sognare, si può sognare. Da soli non si può sognare. Si sogna, da solo sogniamo. Da soli sogna al contrario. E con l'equipe si può creare. E con l'equipe si può creare. Allora, quando dorme può sognare, ma quando si sveglia non si può sognare. Artimanò, il regista si sta facendo il segno di stringere. Ehi, Reggi, non mi Voi trattare parlate molto, allora posso parlare pure io. Il titolo del brano è? Lorsque je ferme les yeux. Lorsque je ferme les yeux. Bene quello, Nel momento in cui io chiudo gli occhi. Artimanò. Lorsque je ferme les yeux et que le vent m'emporte vers des rêves plus fous, tes bras suspendus à mon cou, je m'envole dans les cieux. Lorsque je ferme les yeux. Dans mes rêves, j'ouvre des portes, je suis sur un nuage. Et je flotte vers un monde délicieux, là où je suis heureux, celui du premier baiser. Lorsque je ferme les yeux. Lorsque je ferme les yeux et que le vent nous emporte vers notre lieu magique où l'amour est romantique, loin des envieux, loin des malicieux. Lorsque je ferme les yeux. Dans mes rêves, le vent me transporte, je suis sur un nuage. Et je flotte vers un continent de tendresse, bercé par des vagues de caresses qui nous rendent amoureux. Lorsque je ferme les yeux. Je suis fou, peut-on aimer de la sorte? Merci au bonheur qui m'emporte. Toi que je veux aimer, toi l'élu des dieux, tu me fais rêver lorsque je ferme les yeux. Je suis fou, peut-on aimer de la sorte? Merci au bonheur que tu m'apportes, toi qui as su m'aimer, mon ange envoyé des cieux, tu me fais rêver lorsque je ferme les yeux. À chaque jour suffit sa peine et souvent la coupe est pleine. J'aspire au moment où nous serons réunis pour voir la lune percer la nuit. Le monde est fou et se traîne, manifestant toute sa haine. Je n'en peux plus aujourd'hui, chasse de ma tête tous mes ennuis. Je suis fou, peut-on aimer de la sorte pour ce bonheur qui m'emporte? Toi que je veux aimer, mon bel ange, envoyé des dieux. Micheline, tu me fais rêver lorsque je ferme les yeux. Sei proprio bravo, Artimanò, molto bravo.
Bravissimo. Merci. Poi diceva Gianni Trudi che tu puoi fare delle musiche fantastiche. Belle, veramente belle. Merci. Un arrangiamento veramente bellissimo, bellissimo. Molto Fa 5 anni che eclatante. ripeti qui a le voci e per tutto il mondo, se ognuno di noi faceva quello che può fare, le cose saranno molto più belle. Ma tutto voglio fare tutto per tutti i mestieri. Tutti i mestieri. Figurati, ma certo. Allora, grazie a voi, merci beaucoup. E la base musicale si sente che per un film, non è commerciale. No, ma No, è comunque molto potente, molto è bella, viva con gli archi, orchestra vera, si dà sente. emozione. Grazie a te per averci dato questa bella musica. Merci a voi, grazie. Grazie a Tibanò. Ciao Tibanò. Ragazzi, venite che andiamo da Cali. Cali. Io intanto sistemo questo microfono. Questo lo metto di qua, che Microfoni, poi- mettiamo i tavolini a posto. Ah, Cali, è il tuo momento, vedi un po' te. È il momento di chi? Di Cali. Di Calì. Non da Raccontaci. Calì. Raccontaci Cali, cosa Allora, fai di bello? Mi piace. Io di solito cerco di numerare le canzoni, così riesco a tenere un po' sotto controllo Sì. con il cassetto pieno. E questa aveva un numero altissimo, 1822, è di un po' di anni fa. Però ho detto, beh, me la faccio, e quindi poi avevo trovato questo testo, Araba Fenice. Araba Fenice. Il senso è questo, noi cerchiamo l'altra faccia che ci completa, la donna che ci sta bene. La dolce metà. La dolce metà. La donna riccia. La donna riccia. Anche se è liscia poi. C'entra niente. Ma cercando ci perdiamo alcune volte gli amici, il tempo, è un pezzo di noi. E questo vuol dire. Ma sei veramente profondo. Sentiamo Calì allora. Con la grande orchestra, sto lì col pianoforte. Cali! Rompe con un urlo questo silenzio di cristallo la mia curiosità e ti guardo mentre sento vibrazioni dell'orgoglio. Sarà la novità, inventiamo verità con i gesti più curati, dal banale alla casualità, per poi credere sbagliando d'aver già previsto quando l'incompatibilità si presenta con i se, con i dubbi e le diversità, e non riesci a dire niente come ad un cieco che non sente. E siamo soli, perché no? Quando pieni di ferite raddoppiamo il cuore e il mondo resta fuori nel cercare la metà che si perde, la metà di noi. Come quando penso che avrà già toccato il fondo la mia stupidità, rivedendo ciò che ho fatto, che rivesto in un pretesto la mia vanità, disegnando geometrie negli spazi più segreti, alchimie fra terra e libertà, per sentirsi superati dai secondi sui minuti. L'incompatibilità con il resto intorno a te, gli amici e il tempo che non c'è per darsi pace, cercando l'araba felice. E siamo soli, perché no? E svuotati di paure, anche l'anima non sente, resta fuori nel cercare la metà che si perde, la metà di noi. È uscita dal cassetto da un po' di anni. Ma quanto bravo sei, guarda, vedi, sempre il bello della diretta, mi sei inceppato. Vieni con me, Lorenza. Sei un romanticone. Bravissimo, tu, è bravo, vero, maestro, veramente Promesso bravo. che non faccio più canzoni Alberto. romantiche da ora in poi. Ma per quale motivo? No, sei bravo no, a farle. sei bravissimo. Grazie. Applauso al nostro Calì. Bellissimo. Adesso è il tuo momento, Lorenza. Ti ho voluto a fianco a me perché questo è un brano che ha una storia. Una bellissima storia. Vi leggo un po' la prefazione del brano che andrà a cantare Lorenza, dal titolo Breve Amore, che lanciò Mina nel 1966.
interpretata in origine da Julie Rogers, You Never Told Me, uno dei temi principali della colonna sonora del film Fumo di Londra, che ha segnato l'esordio del grande Alberto Sordi, e qui ci vorrebbe un mitico applauso. In questo caso Sordi faceva il regista. Diciamola tutta, non contento del ruolo di interprete e di firmare regia, soggetto e sceneggiatura del film, compone anche il testo in italiano di questa canzone, che lo stesso non mancherà di incidere ed eseguire in molte occasioni, per esempio in occasione di Studio 1. Mina ne ha fatto una versione straordinaria, però io sono convinta che anche la nostra Lorenza non mancherà in questo. Con Breve Amore, Lorenza Vettarelli. Troppo brava Lorenza. Tu non fai rimpiangere Mina, perché sei bravissima. Brava. Allora, io prendo quest'asta con questo microfono perché è arrivato il momento di Gianni Drudi. Allora, eccoci qui. Ma dove è finito Nazzaro? L'ho perso. Dov'è finito Gianni? Avete visto Gianni Nazzaro? Sì? Ah, è andato di là in regia? Ho capito. Allora, questo brano dal titolo Cocco bello, cocco fresco è tratto dalla Mare Musica Compilation. Ad eseguirvelo sarà Gianni Drudi in compagnia di Larry Ved con le ballerine. Venite ragazzi, intanto anticipate, eccoli qua. Cocco bello! Ma cosa ti sei messo in testa? Cocco fresco! E tu Larry che fai in questo brano con Gianni? Lui fa il rapper. Ma lo segui sempre, lo tieni d'occhio. Io devo andare nel triangolo. Delle Bermuda? No. Stai bene con questa bandana però Gianni? È la bandana del Garbino, il vento loco dell'estate che parte da Riccione arriva fino a 100. Fino a 100 di Ferrara? Ma dai. Allora Gianni Drudi Balliamo! con Larry Ved e le ballerine. Cocco bello, cocco fresco.
sopra il cuore, a piedi nudi sulla sabbia. Coccobello è qui per voi, passa sotto l'ombrellone, e il tormentone è questo qua. A cielo aperto, con 20 miglia sotto il sol, ha svuotato tutto il cesto e se ne torna dal suo amor. E pochi pesos nella tasca, ha il sorriso nel suo cuore, e poi domani tornerà e il tormentone canterà. È pazzesco, cocco bello, cocco bianco, tutti in fila, fianco a fianco. Cocco bello, cocco fresco, salta in alto, è pazzesco. Cocco bello, cocco bianco, tutti in fila, fianco a fianco. Cocco fresco, Gianni Drudi, Puntuling. Grazie. Grazie Leri. Quello mi fa ricordare questo clima, e mi fa ricordare quello che andava per le spiagge e faceva 100 lire. Coccobello! Beh, ma a Riccione ancora ci sono i coccobelli che vanno con il suo cesto. Vai. 100 lire la pallina con la quale si indovina, 100 lire la pallina con la quale si indovina, 100 lire la pallina. A un certo punto, a furia di fare, uno stava lì, prendere il sole tranquillo, dice, fammi vedere questa roba, questa pallina con la quale si indovina. 100 lire la pallina con la quale si indovina, ho capito, dammene una. Gliela dà questo. Ma questa è cacca. Brava, hai indovinato! Hai indovinato! Caccavella! Ma che schifo! Gianni! Se può, ogni tanto. Sì, dai, se può, ma Se può, dai, guarda, porta fortuna un po' di cacca. Sì, me la volete più. Adesso state qua, anche tu Leri, state qua, ragazzi. Dobbiamo presentare la romanità in persona. Sì. Da due belle donne. Scusa, qui ci scusate. Ripeti la romanità? In persona. No! Complimenti! Ci sta! Vieni Daniela Minniti! Olla! Te il microfono! Vieni in mezzo, mi sposto. Vai ragazzi, andate. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao! Ti possiamo lasciare da sola? Ce la fai? Sì, ce la faccio. faccio. Se ti lasciamo? Come no, sì. Va bene. Fammi vedere la mossa romana. Per cortesia, Alfonico, manda la base, non di ricovero, la base musicale. Cosa ci canti, Daniela? La pizzicarola. La pizzicarola! Proprio nel centro in mezzo alla rotonda c'è una
bottega di pizzicheria c'è la padrona che è un pezzo di donna, che mette avanti tutta sciccheria, te mette in mostra la pizzicarola, certi prosciutti che te fanno gola. A sola padrona, mi dicono tutti, sti belli prosciutti te fanno cantare, ma dove attaccate, qui c'è roba buona, qualunque persona te posso tentare, la pizzicarola, là, tutti fa gola, là, però la parola, là, non te la può dare, la pizzicarola, là, tutti fa gola, là, però la parola, là, non te la può dare, e non c'è niente da fare. C'annava un painetto migragnoso con una bava che non te ne dico, voleva spendere poco e fare grazioso, diceva sempre trattami d'amico. Però quando una sera sto di petto chiese il prosciutto per 6 sordi a letto. Asia rispose, non sei mica brutto, ti piace il prosciutto davvero ninni, ma io metto il prezzo, non solo il sapore, ma manco l'odore le faccio sentire, la pizzicarola, là, tutti fa gola, là, però la parola, là, non te la può dare, la pizzicarola, là, tutti fa gola, là, però la parola, là, non te la può dare, e non c'è niente da fare, ci va il curato che è una buona posta, con quello le alle porte ci si spassa, nei giorni di vigilia lo fa apposta, io mette avanti tutta roba grassa, ma il frate intanto che ce l'ha salocchi, gli ammolla un bel sermone con i fiocchi, che serve a mostrarli questi belli prosciutti, se poi denti asciutti ti tocca restare, ma voi lo sapete che oggi è vigilia e io cara mia non posso peccare, la pizzicarola, là, tutti fa gola, là, però la parola, là, non te la può dare, la pizzicarola, là, tutti fa gola, là, però la parola, là, non te la può dare, non te la può dare, non te la può dare, non te la può dare. Grazie. La nostra Daniela! Dai, fammi vedere come fai la mossa. Non è proprio una mossa, è una ballata. E una avanti e una dietro, dai. Cioè, una la pizzicarola, là, tutti fa gola, là, però la parola, là. Dai, su. Wow. È un saltello, dai. È un saltello. Saltarello! Grazie a tutti. Ciao Daniela! Ora di ballo siamo andati, grazie. Fatti più in là. Ma io sono in mezzo. Allora abbiamo adesso, ragazzi, abbiamo Antonio Gallivano. C'è Antonio? Dove sei, Antonio? Antonio Gallivano. Ecco, arriva da dietro. Eccolo qua, grande, ben arrivato. Ciao, come stai? Sempre bene. Hai fatto buon viaggio? Ciao, tesoro. Da dove arrivi tu esattamente? Come? Da dove arrivi? Da Bruxelles. Da Bruxelles. In Belgio. Grande artista mondiale. E per Ha questo 1000 che voci. sono arrivato da dietro, sono arrivato appena adesso. Cosa stanno combinando al Parlamento europeo là? Ma È un un casino, disastro, un casino, un casino. E ho seguito qua la puntata questa volta, stiamo parlando giustamente di crisi. Il Parlamento, la crisi e adesso canto è importante. Ma È pensa che ci siamo importante anche, collegati. sì. Non c'è niente da fare, parliamo della crisi, parliamo delle cose. Eppure 20 anni fa c'era qualcuno giustamente che parlava di questa crisi. È vero? Artipano parlava di quello, pure. È vero. E questa musica è Artipano che l'ha fatto, ho fatto le parole, è importante. Bene. Sentiamola. Allora, Antonio Gallivano è importante. È importante. È Per voi. Grazie.
fermi in questa pianeta rossa, rossa come il fuoco del vulcano che scoppia. Se non ci muoviamo questo finirà male, niente più inverno, niente Natale. Oggi non pensiamo a quel che può accadere, se facciamo pace finiranno le guerre. Uomini potenti che non pensano a niente, giocano a scacchi con la tua vita. È importante far sapere alla gente che è davvero importante non buttarla nel vuoto, bruciarla nel fuoco. È davvero importante, proteggiamola insieme, è un'impegno alla grande, occhi rivolti al cielo. Mondo senza legge non mi sembra normale, droghe e delinquenti corrono per le strade, gente senza tetto, ma che cosa aspettiamo? O siamo ciechi o ignoranti? Voi che vi sentite fate almeno qualcosa, sono i nostri figli per cui non sarà rosa. Uomini potenti non pensate più a niente, voi fate festa mentre moriamo. È importante far sapere alla gente che è davvero importante non buttarla nel vuoto, bruciarla nel fuoco. È davvero importante, proteggiamola insieme, questa terra è importante, è un dono del cielo. Se hai un po' di umanità, il mondo cambierà, sempre con gli occhi rivolti al cielo. È importante far sapere alla gente che è davvero importante non buttarla nel vuoto, bruciarla nel fuoco. È davvero importante, proteggiamola insieme, questa terra è importante, è un dono del cielo. È importante, proteggiamola insieme, questa terra è importante, è un dono del cielo. Grazie. Sei proprio bravo, guarda. Grazie. È importantissimo, no? Importante, importantissimo. Importantissimo. Solo che metricamente non c'entrava. È importantissimo! Giusto, hai ragione. Senti, È importante, Tu parli importante. molto bene l'italiano, eh? Ma parlo italiano perché i miei genitori sono di Siracusa, in Sicilia. Mi hanno parlato, ho 44 anni, non mi nascondo. E porti bene. Grazie. E dunque, dicevo giustamente, i miei genitori italiani, siciliani, mi hanno sempre parlato in italiano, dunque parlo italiano, francese, un po' fiammingo, una lingua persa che abbiamo in È mezzo. vero, è vero, è vero. Con il mio amico Artibanò, stavamo lì seduti mentre tu ti esibivi e lui mi ha fatto, mentre cantavi con la musica nelle orecchie e senza gli occhiali, mi ha preso questo coso Questo e mi ha CD detto si chiama. vai là, si chiama CD, vai là e spiega, questa è una testimonianza del fatto che, come dicevi tu all'inizio, Artibanò si è sempre battuto per queste cause, no? E qui in questo disco mi pare di aver capito, correggimi se sbaglio, che lui ha voluto far capire alla gente attraverso questo disco che 20 anni fa c'era il benessere, c'era il disco che si vendeva. Dopo 20 anni, vittima della pirateria. La pirateria sapete tutti cos'è. E questo era il messaggio, ho detto bene? Meno male, va. Meno male.
Bravo Gianni. Pensavo di non aver capito. Grazie tesoro, grazie di essere stato con noi. Ah, aspetta, è bellissima questa cosa che c'è dentro, il biscotto. No, bellissimo. Ecco, la pirateria va a finire che dobbiamo nutrirci con il biscotto. Al Midem di Cannes è stata fatta questa cosa. Allora, 10.000 pezzi. adesso che ci siamo, abbiamo aperto una parentesi. Scusa Gianni, giustamente, ha aperto una parentesi, aveva fatto un altro CD e dentro questo CD ci aveva messo un pochettino di riso. Allora, No, questo me lo ricordavo. Ti faccio la domanda, che cosa servirebbe il riso? C'è il giorno, ce l'hanno chiesto, ma che cosa facciamo con questo CD con il riso? Un giorno, quando avrai fame, ti ricorderai che in una busta c'è un pochettino di riso, la fai cuocere, ti salverà la vita. Dai, ti salverà la vita. Adesso vi lascio Bellissimo. e chiudiamo la parentesi. Bellissimo. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie. Ciao. Adesso un tuo concittadino. Un mio concittadino. Guarda là, guarda che sta arrivando, guarda che sta arrivando. Uno partenopeo e parte napoletano, si dice. Parte? Partenopeo e parte napoletano. Vieni. Allora come va? Stai bene qua con noi? Stai bene qua con noi? Guarda, io devo salutare Gianni Turco. Salutalo, guarda. Aspetta, non può salutarti. Microfono. Microfono, sai Gianni. Siamo sempre pieni di microfono. Ce l'hai tu Gianni, guarda. Siamo pieni di me. Salutalo. Ciao Gianni. Grazie per avermi invitato un'altra volta, grazie con tutto il cuore. A Gianni tu piaci molto, lo sai che sì, è uno dei è un onore. È un onore, vedi? E poi vuoi mettere che canti quasi bene come me? Hai capito? Antonello, hai sentito? Ha detto una che carta vetrata, mi pare. Ha detto che canti bene quasi come lui. Lui potrebbe cantare il rock. Il rock potrebbe fare Joe Cocker. Che cosa si canta, Antonello? Tutta per me. Tutta per me, Antonello Ronzi. Antonello, vai! L'ombra fa stupore che non può dormire e tante chiama amore, tu mi fai morire, ma se tu siedi sta voce non mi credere, non t'affacciare. Io non canto per te, canto banata, ma non ti voglio vedere come una volta. Tu non sei niente per me, niente per me. Non sai più che non mi chiede tu, Maria. Ora c'è solo ho sto cuore che non può soffrire, l'aria serena mo st'amore che non può morire, st'aria serena e sto solo se non mi fa perdere sta giorno. Sta luna argento
mora, io campo e mora per te, mora per te, ti voglio bene sì, soltanto a te. Voglio bene sì, soltanto a te, quando si è bravi ragazzi. Bella! Troppo Grazie, bello. siete molto gentili. Sei veramente bravo. Grazie Antonello. per il vostro amore, la vostra amicizia, tutto qua, arrivederci. Ci fai salutare, hai fatto sciuvare il mattonella a terra con questa Grazie. canzone. Adesso ti tocca un compito molto importante, Sì. caro. Devi presentare, scusate, che fai? Oh mamma mia. Un nuovo aggeggio che Cioè, non so nota creato dietro adesso. di te, cosa sta succedendo? Dietro di te? Cosa fate lì? E che te non svelate. Sta facendo il violinista russo, no. quello che tira fuori il dito. Un nuovo brano di composizione Gianni Drudi. Gianni Drudi? Ok. Cantato da Gianni Drudi e Stefania Cento, un Bene. brano molto melodico, molto, molto bello. Bene. Con la direzione orchestrale che Del tu maestro? vedi del maestro Alberto Calì. Calì. Il brano si chiama Ancora insieme. Ancora insieme. Ti ricordi tutto già? Mi ricordo tutto, devo ripetere? Forse è non il da caso. rete, no, non da rete. Vado? Non da rete, vai tranquilla. Ok. Abbi fede. Va bene. Tanto lo Mi fanno fido. loro, mica io. Prego. Vai. Hai già presentato? Sì. Ah, ok. La canzone si intitola Ancora insieme e a cantarla saranno in due Stefania Cento e Gianni Drudi con un grande professorone d'orchestra, quello che sta con noi tutti i giorni e ci tiene compagnia con la sua tastiera, il maestro alla Calì, maestro Calì, al quale io, non a lui, a te Stefania chiedo, ma come mai ha questa bacchetta così lunga per dirigere? Perché questa bacchetta così lunga? Perché l'orchestra è lontana. L'orchestra è lontana. Andate a cantare, vai. Andate a cantare. Delinquenti, andate a cantare. Io devo fare. Ho visto tanta gente con il cuore fra le mani scommettere sul tempo colorato di domani, arrampicarsi esausti su montagne di pianura per vivere un momento senza pezzi di paura. Ho visto dentro gli occhi di una vita appena nata la luce dei coralli trasparenti addormentata e il vento che non teme quando fa cader le foglie sbandare sopra i fogli di ricordi senza storie. Ancora insieme per respirare un solo cuore con tutta l'anima e il sapore
ci può dare 4 ali per volare. Ti chiamerò, mi chiamerai, risponderemo solo amore. Ti seguirò, mi seguirai, per ritrovarci ancora insieme. Fa vivere emozioni, io ti cercavo sempre dentro le mie canzoni, e adesso che la notte fa riaccendere le stelle, ti stringo forte forte e ti sento sulla pelle. Ho visto dentro gli occhi di una vita appena nata la luce dei coralli, trasparenti e addormentata, e adesso che la notte fa riaccendere la luna, ti sento forte forte, tu sei la mia fortuna. Ancora insieme per respirare un solo cuore, con tutta l'anima e il sapore. Ancora insieme, giorni felici che la vita ci può dare, 4 ali per volare. Ti chiamerò, mi chiamerai, risponderemo solo amore. Ti seguirò, mi seguirai, per ritrovarci ancora insieme. E la vena romantica, musicalmente parlando, vi è piaciuta? Molto carino. Viva l'amore, venite Aspetta tutti che è qua, importante, venite prima qua, della sigla sì. dobbiamo dirlo, la vena romantica del compositore Gianni Drudi con la vena romantica autorale di Stefania Stefania Nannini in parte, ma del nostro collaboratore Bruno soprattutto Conti. Bruno Conti. Un applauso a Bruno. Bravo, Venite ragazzi grazie. che c'è la sigla. È bello, eh? Beh. Ora insieme Per respirare un solo cuore con tutta l'anima e il sapore. Allora ringraziamo il Satirincon di Aprilia per l'ospitalità. Un'altra puntata è finita, ma ci vedremo prossimamente. Sì, ma molto presto, su questi schermi. Mille Voci continua. Ciao regia! Ciao Gianni Turco, alla prossima! Io canto perché sento dentro il cuore mille voci, mille voci. Io canto perché sono innamorato, tu mi piaci, tu mi piaci. Io canto fin da quando ero bambino e questa sera statemi vicino. Mille voci, mille voci. Mille voci, mille voci. Sento i brividi addosso. Tu hai una voce che spacca di più. Sento il tuo respiro vicino, mi prende il pensiero più vero. Sento un grande calore se tu canti proprio l'amore. Su il brillante dell'oro ci vuole un bel coro che canti con noi.